La primavera sboccia da nonno Andrea, aperto proprio in queste ore il campo dei tulipani in via Campagnola a Villorba, un'iniziativa per grandi e bambini che durerà fino al 19 aprile. Sono oltre 500.000 bulbi che abbiamo piantato di 200 varietà diverse, la fioritura solitamente dura 3 settimane circa, essendo varietà appunto diverse, poi ogni settimana il campo cambierà anche tonalità, colore, quindi lo vedremo cambiare con le settimane. L'autoraccolta è semplice, si viene qui tutti i giorni, anche le domeniche, anche gli infrasettimanali, dalle 9 del mattino alle 7:30 di sera, orario continuato. Per accedere un acquisto minimo di 3 tulipani a 5 euro e tutti gli altri a 1 euro l'uno, poi ci sono delle agevolazioni per persone con disabilità, bambini e quant'altro, però insomma l'esperienza poi è grande, nel senso che oltre alla raccolta dei tulipani ci saranno attività in campo aperto, attività per bambini, per grandi, c'è un oasi food in mezzo ai frutteti dove si può mangiare e bere qualcosa all'aria aperta, è una celebrazione della primavera e della natura. Un'iniziativa che in occasione della festa del papà ha deciso di omaggiare tutti con un pensiero. È un giorno importante che quest'anno abbiamo voluto celebrare in una maniera particolare, diversa, con una collaborazione che ci rende felici e riempie d'orgoglio. Oggi a tutti quanti i papà, ma non solo, a tutte insomma, le famiglie, le persone che ci vengono a trovare, vengono a fare la spesa o vengono al nostro agriturismo, doniamo il libro Padri Sospesi, scritto da Luca Pinzi, un libro che parla di paternità, ma il discorso poi è allargato all'essere genitori. E la cosa poi forse più bella è che questo libro oggi dona luce e sostiene anche in qualche modo una realtà importante che è il Filo di Simo, una realtà attiva nel sociale con una storia importante che vi invito insomma a scoprire.